Buonasera a tutti, benvenuti alla prima puntata di Fatto in Casa. Abbiamo con noi oggi Nadia Fazio, che è anche un blogger, e il suo blog si chiama Mangiabedda. Giusto, Mangiabedda, grazie. Tutto ciao, bene, Silvana. Nadia? Tutto bene, grazie. Allora, ci dovrai spiegare perché Mangiabedda. Un nome molto particolare. Dunque, quando ero piccola, diciamo 2-3 anni, la mia nonna è venuta dall'Italia, dalla Sicilia, e mi dicono che in quei tempi non mangiavo, immagino, io non mangiavo, Okay. non mi fermo mai. Allora la nonna mi diceva sempre mangia bedda per incoraggiarmi Carina. a mangiare. Allora quella frase è rimasta con me. Allora bedda, cos'è bedda? Nel dialetto siciliano Sì. è bella, vuol dire bella. Allora mi diceva mangia di mangiare bella. bella mia, in quel Che senso lì. carina. Allora ho trovato giusto di dare questo nome al mio blog di cucina oggi. Che è molto interessante tra Grazie. l'altro, perché l'ho seguito anch'io, potete seguirlo tutti, Sì. e quindi sullo schermo vedete l'indirizzo per quanto riguarda Mangiabedda. Giusto, grazie. E allora le tue origini abbiamo capito, Nadia, che c'è del siciliano Sì. e poi? Siciliano da tutte e due parti, tutti e due i genitori sono dalla Sicilia, nati nella Sicilia, sì, precisamente nella provincia di Messina, un piccolo paese che si chiama Naso. Bene. Naso proprio come il naso, Ok. strano. Bene. Sì. Mentre tuo marito di Lui origini? è di origini barese. Barese. Sì, genitori di origini Benissimo. barese. Allora, oggi, prima di continuare la nostra Sì. storia un po' su di te, Sì. cosa cuciniamo? Allora oggi cuciniamo la mia ricetta preferita di origine siciliana, gli arancini. Arancini. Arancini classici con il ragù, con i piselli al centro. Quindi questa è la ricetta classica. Sì, E comunque sappiamo che ce ne sono tante altre ricette, cioè gli arancini si possono fare in diversi modi. sì. Puoi dare dei suggerimenti, magari delle idee? Sì, ce ne sono tante. Io li faccio questi qui, ma li faccio anche spesso con gli spinaci, che nella mia famiglia piace molto. Allora, i spinaci mescolati qui nel riso con un pezzettino di mozzarella al centro. Bene. Un altro tipo che facciamo da poco tempo, l'idea di mio figlio, con bocconcini, un pezzetto di prosciutto e basilico al centro, buonissimi. Però ho scoperto in un viaggio recente dell'anno scorso nella Sicilia, ne fanno di tutti i tipi, sono rimasta Sì. anche io, con il pesce spada, molto tipico della Sicilia, i gamberi, le melenzane, con i pistacchi di Bronte, con una salsa besciamella al centro. Questo non l'ho mai assaggiato e neanche sentito, è una ricetta diversa. Incredibile, incredibile. Con l'anduia, se ti piace il piccante, Sì. con l'anduia al centro. Questo è il tocco calabrese Il tocco all'arancino calabrese, siciliano. Sicuro, sicuro, allora da non finire. Ma oggi veramente ci concentriamo sulla ricetta classica degli arancini. Benissimo, vedo che Sì. hai già cucinato il riso, siccome sappiamo per Sì. questione di tempo. Sì, È già allora fatto. il riso l'ho preparato stamattina per farlo raffreddare. Allora qui ho 500 grammi di riso arborio e è cotto nel brodo di pollo, non nell'acqua. Spesso ho provato gli arancini che il riso non ha gusto, Sì. allora nel brodo di pollo dà molto gusto. Li rende molto più gustosi. Sì, allora l'ho fatto bollire nel brodo e poi ho aggiunto anche una tazza di parmigiano, ancora Sì, sto più sentendo saporito. il profumo del Sì, parmigiano. Sì. E l'ho messo nel frigo per farlo raffreddare Quanto sarebbe tempo bisogna farlo raffreddare? Io spesso lo faccio anche il giorno prima. Perché è un po' impegnoso fare, Sì. allora lo faccio il giorno prima, lo metto al frigo Sì. e lo metto fuori qui, forse non lo so, una mezz'oretta, un'oretta prima Bene. di preparare gli arancini, lo metto qui fuori perché poi dobbiamo aggiungere le uova. Allora, la ricetta richiede il riso, il parmigiano, brodo di pollo Sì. per la cottura del riso, le uova.
pane il grattugiato. pane grattugiato per Ok. coprirli prima di friggere. Però prima dobbiamo preparare il nostro sugo che va al centro dell'arancino. Che è molto importante, anche questo nella ricetta classica. Sì, è ci un vuole. sugo di carne e con i piselli. Benissimo, allora ci mettiamo all'opera? Sì, Iniziamo? andiamo. Sì. Ok, perfetto, ci guidi tu. Ok. Quindi l'olio è già in padella. Sì, allora abbiamo già in padella un po' di olio di oliva, ben riscaldato, e incominciamo con tutti i sughi, sempre la stessa cosa, incominciamo con la cipolla. Soffriggere la Soffriggere cipolla. la cipolla e anche uno spicchio di aglio. Che hai già incorporato con la tua cipolla, vero? Sì, preparato Ok. già da prima. Allora incominciare con la cipolla. Aspettiamo che si riscalda un Sì, po' questa infatti. padella. E poi comunque Nadia, anche tu allora sei nata qui a Montreal? Sì, sono nata a Montreal. sì. Ok, e come mai parli l'italiano così bene? E come mai, come tutti gli italiani della mia generazione, che sono andata alla scuola del sabato mattina, ho completato 8 anni, Sì. tutta la scuola completa. Infatti. Sì, perché sennò parlavo solo il siciliano, io in casa si parlava il siciliano Sì. con i genitori, Sì, allora certo. sono andata alla scuola per Fantastico, lo parli imparare. molto bene. Oh, grazie. Bene, quindi appunto anche tu, cresciuta qui a Montreal, Sì. ma sempre con le tradizioni siciliane, immagino, le tradizioni italiane, siciliane. Sì, sempre in casa con le tradizioni della cucina, mia mamma sempre a preparare gli arancini, i gnocchi fatti in casa, tutta la pasta fatta in casa, il mio padre fuori nel giardino, Sì. con le zucchine lunghe. Infatti col bel giardino Sì. di tutti gli italiani di Montreal. Adesso Silvana, allora Sì. la cipolla è fritta un po'. Non credo che è molto tipico, ma noi nella mia famiglia abbiamo sempre aggiunto i funghi. Ok, Allora infatti ho non è- qui un mezzo pacchetto di funghi tagliati a pezzettini piccoli, Ok. che dà anche più sapore Un po' al un po' sugo. diverso, eh? Sì. Allora lasciamo cuocere un po' questi funghi, Benissimo. aggiungiamo anche un pochettino di sale, Ok. un po' di pepe, e appena i funghi sono cotti aggiungiamo la carne. Benissimo. Allora per la carne in questo Cosa hai sugo scelto? ho scelto il trio della carne macinata, dunque il maiale, manzo e il vitello, Benissimo. e ho qui più o meno 450 grammi di questa carne che adesso aggiungiamo. Devo Allora, dire qualcosa però, questa ricetta fa molto più sugo di quello che ne abbiamo bisogno. Ok. Allora Quindi quando puoi uno fa il mettere da sugo mica parte. fa una piccola quantità. Sì, è sempre un po' di E più. io suggerisco sempre ne faccio un po' di più, ma Sì. questo sugo va benissimo servito anche con la pasta. Sì. Allora Nadia, Dimmi. noi intanto facciamo cucinare un po' Facciamo la carne, sì. appena ritorniamo continuiamo con la ricetta degli arancini siciliani, a tra poco. Di ritorno con Fatto in Casa in compagnia di Nadia Fazio, e se volete seguire il suo blog Mangia Bedda vi consiglio di farlo, troverete questa ricetta tra tante altre su questo blog. E intanto vi ricordiamo voi a casa che ci seguite, che vi piace cucinare, allora inviateci delle foto mentre siete in cucina da sole oppure con i vostri nipotini, anche state cucinando il vostro piatto preferito o state facendo gli insaccati, allora foto o anche un videoclip sotto 1 minuto, e poi li passeremo in televisione mentre facciamo appunto il programma Fatto in Casa. Allora ritorniamo all'opera. Sì, allora Nadia. siamo pronti per preparare gli arancini. Volevo spiegare, come ho detto prima, io ho fatto cuocere questo riso nel brodo, ma se mai fate il risotto e avete degli avanzi del risotto, quello sarebbe perfetto per usare per fare gli arancini. Ok, quindi rimane il risotto e si fanno gli arancini l'indomani. Esatto, Perfetto. esatto. Allora il nostro sughetto è pronto. Allora io lo lascio un'oretta perché si deve stringere abbastanza, e come ho detto prima ho aggiunto i piselli verdi negli ultimi più o meno 10 minuti di cottura.
Allora, Benissimo. prepariamo il tutto. Adesso ho detto già prima che avevo già aggiunto il parmigiano, adesso vogliamo aggiungere 2 uova Ok. nel riso. Vuoi incominciare a... Sì, sì, sì. Grazie. Allora, 2 uova qui. E poi nel frattempo preparo le uova per coprire gli arancini prima di passare nel pane grattugiato, anche un paio di Ok. uova qui. Quindi qui ricapitoliamo, Sì. riso appunto cotto col brodo di pollo, e si aggiunge il parmigiano Il parmigiano. e poi a questo punto E adesso farlo raffreddare in frigorifero. Sì, farlo raffreddare voglio dire. Sì. E adesso un paio di uova e adesso sto sbattendo un paio di uova per preparare gli arancini e siamo quasi pronti per iniziare. Adesso Silvana ci dobbiamo sporcare le mani, eh? Oh, non c'è nessun problema, per fare gli arancini lo faccio volentieri. Perfetto. Ok, io sono pronta. Come va lì? Ma non so, mi devi dire tu come sto andando, Nadia. Io ti dico la verità, Sì. uso anche le mani. Ah sì? Ok. No, ma mi sembra bene. Come ti uovo sembra? e- Com'è la situazione? Perfetta. Oh, benissimo. Ok, siamo pronti. Adesso per regolarmi, per farli tutti più o meno nella stessa forma, Sì, come fai? io uso la tazza. Oh, benissimo. Io uso la tazza Ecco. da misurare, è più facile. Allora Sì. io mi regolo con una mezza tazza. È Ok. sicuro li potete fare di tutti più piccole, più grandi, ma per me Questa mezza è tazza la grandezza trovo la giusta. grandezza giusta per me. Poi delle volte faccio quelli mini, Sì. faccio più o meno la metà, un quarto della tazza. Allora, Quindi prendi... ci vuole molto più tempo. Sì, Ok. sì. Quindi io probabilmente farei una tazza. Quindi sono più grandi, ci saranno- vuole meno tempo. saranno enormi. Invece di mangiarne 2, se ne mangia uno. Allora, Di questa comincio forma anch'io? io ne mangio 5. E appunto, quindi Allora. uno ne mangia di meno. Prendi il riso, formi una bella pallina, uguale. Ok? Ok, adesso facciamo il buco al centro con le dita, non fino al fondo chiaramente, solo abbastanza per poter mettere un cucchiaio di sugo con i piselli. Ecco, poi mettiamo un po' di sugo, così, Ok. e poi Va bene così? Sì, va bene così. Ma li hai fatti già? Li ho fatti una volta. Allora, Ci è voluto molto tempo e non li ho rifatti. hai esperienza. Beh, per me è facile se puoi preparare il riso il giorno prima, Sì. il sugo il giorno prima e poi va più veloce. Allora, devi rinchiudere il riso intorno al sugo e poi Sì. se sto rimane un po' facendo- aperto puoi sempre prendere un altro piccolo pezzetto di riso. Ce lo Ok, perché ti aggiungi. stavo per dire, Sì, qui mi sembra sì. o ci ho messo troppa carne. All'inizio questo è difficile, Allora. ma metti un pochettino di più, un po' di patchwork, come Sì, diciamo, così faccio. finché è chiuso. Quasi tutto coperto. Sì, basta che è coperto e poi lo Sembra più passiamo. a ovale che rotondo, però. Va bene. Allora, poi lo passiamo nell'uovo. Qui ci impastiamo le mani di più però. Ok. Poi nel pane grattugiato. Devo dire che l'ho fatto un po' più grosso questo, Nadia. Magari lo mangio io dopo. Ah, vabbè, l'hai fatta apposta allora. Probabilmente. L'ho fatta apposta. Ecco l'arancino pronto. Ok? Carino. Sì. Perfect. Insomma, perfect. I'm not sure, but it's Practice okay. As makes long as the perfect. taste is perfect, Sì, vero? è quello che conta. Il sapore. Esatto. Adesso ne facciamo un paio di più perché non lo so, ma per me non mi basta uno. No, ma neanche io. No. Una volta che ci troviamo dopo tutto questo lavoro, Ne facciamo almeno 2 o 3 ciascuno, no? se è un po' più grande il mio. Poco. Allora, io continuo a farne ancora, Ok. se tu mi vuoi aiutare. Sì, sì, certo, continuo. Adesso forse andrà un po' meglio. Vediamo un po'. Facciamo Li fai qui. spesso in casa per la tua famiglia?
Spesso, abbastanza, certo come vedi è molto lavoro, perché poi quando li faccio non è che ne faccio una dozzina, li devi fare, no? Sì. Allora, noi continuiamo Sì. a finire questa preparazione di arancini e poi appena torniamo alla cottura, allora tra pochissimo di ritorno con Fatto in Casa. Di ritorno con Fatto in Casa, oggi si cucinano gli arancini siciliani in compagnia di Nadia Fazio. Allora Nadia, sta andando tutto bene? Sì. Siamo pronti alla tappa finale che è la cottura appunto di questi arancini, non vedo l'ora di assaggiarli. Allora passiamo alla frittura allora. Sì, benissimo, e poi comunque ci darai anche un indizio di come sapere quando l'olio è pronto, è bollente giusto. abbastanza. Allora ho una pentola qui che è riempita a metà, non Sì. di più. Per ricoprire l'arancino Per praticamente. ricoprire esattamente a metà, e ho l'olio vegetale, anche il canola va bene. Sì. Allora il piccolo trucco per sapere quando l'olio è pronto, questo mi è stato imparato dalla mamma. Ok. Un cucchiaio di legno, Sì, mettiamo la punta nell'olio sì. e quando vediamo che l'olio forma tutti bollicini intorno al cucchiaio, è pronto. Allora è pronto ed è importante, dicevi, che l'olio sia veramente bollente. Deve essere abbastanza bollente, perché se no gli arancini assorbono troppo olio. Perché quando l'olio è abbastanza caldo non assorbe molto olio. Quindi molto importante Vedremo adesso. avere sì. l'olio bollente quando dovete fare la frittura degli arancini. Allora siamo pronti. Io qui ne metto 5-6 alla volta, Bene, piano piano. Ecco, si sente. comincia a sentire subito. Si sente che l'olio è pronto, una alla volta. E per quanto tempo bisogna Questi friggerli? allora adesso 3-4 minuti, appena sono indorati. Sì, Per gli arancini lo sai perché si chiamano arancini? Dalla parola arancia, sì. allora assomigliano a dei piccoli arance, allora quando diventano il colore Colore degli arancione, arancione pronti. sono pronti, esatto. Fantastico. Allora, E poi gli ingredienti sono tutti precoci, cioè sono tutti cucinati, sono esatto, tutti cotti. non c'è niente di crudo qui, allora basta avere il colore arancione e sono pronti. Allora io direi 3-4 minuti. Benissimo. Ci devi stare molto vicino sempre quando fai la Certo. frittura. Certo. Siamo quasi pronti. E hanno cambiato colore abbastanza subito. Hanno già diciamo, cambiato colore, però ancora un Un altro po'. minutino e poi possiamo assaggiarlo. Fantastico, fantastico. Allora, magari possiamo ricapitolare la ricetta, Nadia, per Sì. I nostri telespettatori. Sì. E quindi riso bollito con brodo di pollo, da aggiungere poi quando il riso è pronto il parmigiano, da tenere in frigorifero anche fino all'indomani, poi tirarlo fuori, vedo se ricordo Sì, bene, sì. aggiungere 2 uova, Sì. poi dipende dalla porzione, immagino, 500 grammi Questi di con riso. 500 grammi di riso che abbiamo preparato oggi, sì. Sì, 2 e 2 uova, uova. basta. Puoi preparare il sugo con la carne e i piselli. Sì, magari Che quello si- proprio all'inizio, quando Sì. uno magari inizia la ricetta, in modo da avere il tempo di far cucinare la carne. E dicevi anche la consistenza è molto importante. Siamo che bel pronti, colore! siamo Fantastico. pronti. Sì, e il sugo anche quello si può preparare il giorno prima. Sì. Così il giorno stesso si preparano, si fa la frittura. Io penso che è per questo che quando li ho fatti una volta ho perso il gusto, perché ho fatto tutto lo stesso giorno, No. mi ci è voluta mezza giornata, Troppo diciamo. lavoro, troppo Infatti. lavoro. Vedi che bel colore. Sì, fantastico. Allora, andiamo adesso. Ci spostiamo, il colore perfetto Il di questi colore. arancini, questo è il colore che vogliamo, ma neanche 3-4 minuti, Nadia. Anche meno. Ci è voluto molto un meno. paio di minuti. Allora, vediamo com'è dentro. Non potete sentire il profumo, ma vi posso assicurare Peccato. che è fantastico.
tagliamo per far vedere al centro. Dunque abbiamo il sugo, abbiamo i piselli, Sì. la carne. Il bel colore, si vede la carne appunto, piselli e Esatto, pomodoro. Esatto, allora cerchiamo di assaggiare, sono ancora Vediamo un po', sono ancora caldi, bollenti. ma buon appetito. Buon appetito, cin cin. Cin cin. Che ne pensi? Sono buonissimi. La tua ricetta classica è fantastica, Grazie. fantastica, buonissima. Adesso ce li Colore mangiamo perfetto. tutti noi? Sì, Ok. certo, perché no? Dopo tutto il lavoro bisogna anche avere un vantaggio, no? Di poter La mangiare soddisfazione, tutto. Mhm. certo. Sono infatti buonissimi. Allora, i tuoi preferiti, diciamo, è la ricetta classica. Questa e poi con gli spinaci. Ok. A noi piace molto con gli spinaci e la mozzarella al centro. Sì. E poi hai provato le altre ricette per quanto riguarda il pesce, i gamberi? Questo Pesce? ancora no? Anzi sì, mi sono dimenticata, ho provato con frutti di mare al centro, tipo alla Coquille Saint-Jacques. Sì, con besciamella anche Con la lì? besciamella li ho fatto Fantastica per idea. Natale. Quella è una ricetta di Natale, sì. Mi Bella ero già idea. dimenticata, hai ragione. Bella idea anche questa Sì. per le feste di Natale, Per di la fare vigilia. questo tocco frutti di mare. Sì, sì, sono buonissimi. Benissimo. Allora, di nuovo ti ringraziamo. Vogliamo ricordare di nuovo il tuo blog. Sì. Nadia, parlaci un po' di questo blog. È aggiornato regolarmente, aggiungi? Sì, aggiungo delle ricette regolarmente, sono tutte ricette originali della mamma che cerco di trasmettere in questo blog per i futuri generazioni. Fantastico, e oltre a questo ricordiamo appunto questo bel viaggio che si sta organizzando per l'estate prossima. Sì, anzi sarà per il mese di ottobre prossimo, è una gita nella Sicilia che dura 10 giorni, allora andremo lì per cucinare insieme con me delle ricette come gli arancini e Tradizionali. tanti altri cannoli, la pignolata, i maccaruna fatti in casa e tutto, e faremo anche delle belle gite, visite di posti nella Sicilia che per esempio Taormina, Palermo, allora tutti i dettagli sono attualmente sul blog. Benissimo, quindi consultate appunto questo blog di Nadia Fazio. Di nuovo grazie Nadia, grazie per il tuo tempo, grazie per la tua Silvana. ricetta fantastica, è stato un piacere. A rivederci presto. Sì, senz'altro. E per tutti voi ricordiamo, inviateci le vostre foto e video in cucina, facilissimo, meno di un minuto il video e foto, qualsiasi foto volete, fatte in casa. A presto, arrivederci.